Eccoci arrivati nella parte economico-finanziaria della nostra trasmissione. Come sempre siamo supportati da Stefano Zara, esperto di finanza e anche di economia. Buongiorno. Allora, ben arrivato. Grazie, buongiorno. Cerchiamo di dare un aggiornamento, un po' così, fare un po' un quadro, commentare anche insieme quello che sta succedendo, cercando di sdrammatizzare certe situazioni che hanno raggiunto il paradosso a causa appunto di questa virulenza del coronavirus che sembra contaminare ogni ambito, ogni tipo di attività produttive, mettendo in ginocchio naturalmente il nostro sistema economico, perché non è soltanto quello turistico, non è soltanto quello dei rapporti. Cosa sta succedendo? E perché le borse poi hanno reagito? Prima in impennate ci sono salite e poi sono scese. Lo spread, cosa diciamo succede? I dati di febbraio, il famoso economic sentiment, sostanzialmente raggruppano tutta una serie di parametri legati alla produzione industriale, ai consumi, alla fiducia degli investitori. Febbraio è, per il sesto mese consecutivo era in ascesa, salita, è migliorato, quindi rispetto a gennaio da 102,6 a 103,5, quindi un dato tutto sommato positivo. Vuol dire che, e questo è nel pieno della diffusione dell'epidemia. Il fatto sta che quando il mercato ha a che fare con qualcosa che non riesce a soppesare, è l'incertezza che logora il mercato. La mole impressionante di dati che vengono ricevuti ogni giorno sui contagiati, sulla diffusione, sui limiti che ciascun paese pone nella circolazione di beni e di servizi, fa sì che l'economia è un mercato globale nel vero senso della parola, fa sì che i mercati prendano delle posizioni in certo senso neutre fino a un certo punto e poi hanno deciso di vendere. Quindi i mercati sono scesi, le borse stanno scendendo, per riposizionarsi nel momento in cui ci sia una visione chiara, no? Nel momento in cui si fa coincidere questa epidemia con il ciclo normale, tra virgolette, dei virus influenzali, che sono i 2 mesi, con il picco a fine febbraio e man mano poi dati che scendono tra marzo e aprile, i mercati si fanno delle aspettative, per cui il primo trimestre la pagheremo con i mercati che scendono, un recupero e una ripresa nel successivo trimestre. Dentro qua c'è poi tutta una serie di prese di posizione legate al panico, a un atteggiamento psicologico degli investitori che per non sapere leggere e scrivere vendono, il fatto che comunque veniamo da un fine gennaio in cui tutti i listini avevano toccato i loro massimi, quindi da una parte ci sono prese di beneficio, dall'altra riposizionamenti di portafogli in attesa di capire, di vedere se questa, che soprattutto non un problema legato all'epidemia in sé, ma a tutte le limitazioni che i paesi stanno ponendo nella circolazione dei lavoratori, delle merci e di quant'altro. Quindi è un sistema che era prevedibile. Cerchiamo di capire come funzionerà. Accade questi shock endogeni che sono molto simili ai grandi eventi terroristici, no? Che stoppano il mercato globale. La paura e l'incertezza fanno sì che l'investitore freni, si fermi. Perché tutto è legato agli investitori sostanzialmente. Sì, gli investitori possiamo, tutti noi, sono le imprese che decidono di. È curioso il fatto che in questo momento in cui è difficile muoversi, in cui il termometro dell'economia è anche vedere la 4 semivuota nei giorni feriali, non vedere gente agli ipermercati, non vedere gente per strada. L'economia si regge anche su queste valutazioni. D'altra parte, insomma... quindi anche sulle percezioni che vengono trasmesse. Assolutamente. Molti dei dati economici che sono utilizzati dagli investitori per valutare, per costruire delle posizioni, sono dati legati alla fiducia del consumatore, alle aspettative delle imprese. Queste parole, aspettative, di fiducia, sono dati puramente comportamentali. Quindi se io non ho fiducia nel futuro, non compro l'auto, aspetto prima di cambiare il computer, cerco di... Quindi c'è un temporeggiare che sta danneggiando un po' l'economia. Sì, è inevitabile che sia così, ma siamo fatti così. Noi qua in Italia abbiamo fatto degli errori, sono stati fatti degli errori strategici anche a livello governativo, sempre con risvolti nell'ambito della finanza e dell'economia. Ma la finanza, diciamo, noi siamo la terza economia dell'Unione Europea, quindi siamo un'economia pesante.
e l'ottava economia del mondo, quindi è inevitabile che quello che ci riguarda non riguardi soltanto noi, ma riguardi anche il contesto in cui, di fronte a qualcosa che non conosciamo e di cui mano a mano abbiamo preso coscienza, è difficile dire chi o se si poteva far meglio. Sicuramente i media hanno cavalcato in maniera negativa, insomma, la comunicazione. Quindi cavalcare questa informazione costantemente, cioè, sì, sulla paura ovviamente aumenta l'audience, ma ha un effetto collaterale che è molto, insomma, lo vediamo, no? Sostanzialmente l'imbalsamazione del sistema, il sistema si stoppa, si ferma. E il sistema non è un interruttore, è come una gran nave, c'è un abbrivio per fermarla e un moto molto laborioso per rimetterla in sesto. Cosa bisognerebbe fare per rimetterla in sesto? Perché anche poi voi che operate nel settore degli investimenti avete bisogno che l'economia giri, tutto sommato. Che cosa bisognerebbe dire, far capire, comprendere, cioè senza dare false notizie né troppo allarmistiche né troppo così ingenue? Non entrando nel merito della vicenda clinica, perché non è una competenza, lì assolutamente. Ma diciamo che ne abbiamo viste tante, insomma, legate a situazioni esogene, quindi situazioni di crisi internazionali, shock legati a attentati terroristici, conflitti locali che comunque erano vicini a casa nostra, all'inizio degli anni 90 in vicino a Jugoslavia. Quindi ne abbiamo viste, il mercato ha sempre reagito, inizialmente panico, paura, si vende, le borse che cadono, poi una ripresa veloce nei successivi 2-3 mesi in cui ha recuperato le posizioni precedenti. Cioè noi oggi siamo in un sistema che è molto liquido, quindi le banche hanno liquidità, la Banca Centrale Europea ha le armi per poter rimediare, vuol dire iniettare liquidità al sistema, mettere le banche nelle condizioni di erogare, di supportare le imprese in questo momento di difficoltà. Una delle misure introdotte dalla banca cinese era quella di ridurre i coefficienti di resistenza patrimoniale delle loro banche, cioè loro iniettano direttamente liquidità, ma sono anche disposti a ridurre, possono farlo loro, sì, lo possono fare, a ridurre anche quelle che sono le riserve obbligatorie delle loro banche in percentuale, consentendo alle stesse di finanziare ulteriormente il sistema. Noi abbiamo delle banche messe bene, quindi ricche, ben patrimonializzate, in salute, con grande disponibilità di credito, ma abbiamo anche una BCE disposta a intervenire qualora ne fosse il caso. So che il governo tedesco sta valutando anche la possibilità, se la cosa dovesse prendere una piega ulteriormente negativa, di aumentare quei coefficienti di indebitamento per gli stati. Cioè, a questo punto, per far ripartire la macchina occorre iniezioni di liquidità, ma anche sgravi fiscali e tutto quello che i governi sanno serva per rimettere in pista le cose. E a livello Italia cosa bisognerebbe fare? Ma le stesse cose, sostanzialmente noi siamo, pensa cosa vuol dire aver spostato la fiera del mobile. Pensa cosa vuol dire. Anche Ginevra comunque. Ma noi siamo un mercato decisivo per il mercato della meccanica tedesca, cioè in un mondo strettamente interconnesso. L'Italia ha sempre avuto storicamente un suo ruolo al quale non può rinunciare, quindi la nostra ripartenza è la ripartenza anche degli altri. Siamo un vagoncino di un convoglio. Ma è possibile che nell'era del digitale, del 4G, del 5G di cui si parla, eccetera, siamo ancora legati a questo fattore imponderabile umano, dello spostamento fisico della persona. È una cosa inverosimile. È la fragilità del sistema. Ragionavo l'altro giorno tra me, pensavo che in questa fase in cui la gente sta a casa probabilmente avremo dei picchi sull'utilizzo delle piattaforme digitali, avremo dei picchi per quanto riguarda il consumo e lo shopping online, avremo dei picchi per ciò che riguarda l'utilizzo dei videogames da parte dei ragazzi che non sono a scuola, avremo dei picchi per quanto riguarda l'attività delle aziende farmaceutiche che sono alla ricerca di ogni situazione di crisi, a corollario genera delle situazioni che sviluppano nuove opportunità, cioè è sempre stato così. Noi percepiamo ovviamente la parte negativa, ovviamente perché la stiamo vivendo, ma questo può ovviamente generare e sta generando
Però sta sviluppando, per esempio, appunto diceva, da delle opportunità, sta sviluppando per esempio lo smart working, cioè quindi il lavoro a distanza, da casa, sì. che è una cosa che tra l'altro provocherebbe meno dispendio di carattere economici per gli spostamenti, sì, una agilità di gestione, manca il controllo da parte in qualche modo, però tra l'altro anche minore inquinamento, perché ti muovi meno. Ma è mai possibile che devi arrivare a questi punti per scoprire che è possibile lo smart working e che non si possa estendere come modalità di approccio, quindi con maggiore responsabilizzazione dei lavoratori? Ovvio che chi deve mettere il bullone, faccio l'esempio, deve essere fisicamente lì, però tante cose siamo abituati ad avere sempre questo contatto fisico, la chiusura di rapporti, l'incontro contrattuale, c'è sempre bisogno della stretta di mano, quando poi non ha nessun valore, perché se non hai 20.000 firme non serve a niente. Però vuoi avere il contatto fisico con la persona, se questo non è possibile si blocca tutto, è una specie di controsenso. No, ma questo può accelerare certi processi. Di evoluzione. Certi cammini può accelerarli indubbiamente. E questo è uno degli aspetti, tra virgolette, non chiamiamoli positivi, ma sono quei canali in cui o ci arrivi o ti ci trovi, insomma. Quindi il fatto di farne di necessità virtù è una di quelle cose che stiamo vivendo, insomma, assolutamente. Cosa si prospetta adesso un po' a livello generale? Anche gli Stati Uniti stanno prendendo delle misure, poi c'è una situazione un po' difficile dentro gli Stati Uniti stessi, perché Trump che dovrebbe andare alle elezioni, per cui anche lì non è tutto ben organizzato, o comunque si rischiano che muovendoci certe pedine altri di conseguenza prendono una via diversa. Diciamo che questo è stato rimarcato un po' da tutti, ma il fatto che i problemi, tra virgolette, globali, veramente globali, al di là degli slogan giornalistici che sono quelli appunto ambientali, quelli dei problemi sanitari, come in questo caso con la diffusione del virus, quelli legati all'immigrazione, non possono essere risolti con scelte di un singolo governo. Quindi questa ricerca di soluzioni globali è questa che sarà la sfida dei prossimi anni. Ovviamente abbiamo un'amministrazione americana che quest'anno punta alla riconferma, quindi vedremo se ci sarà continuità nella gestione. Un'Europa che va in ordine sparso, che è veramente la grande assente di questa fase, in cui ogni paese ha agito in maniera autonoma, senza alcun tipo di... Cioè, l'Europa della finanza e basta è un'Europa che non ha un gran senso, ecco, e non si basta, okay? Quindi lo vediamo giorno per giorno, insomma, veramente lo vediamo giorno per giorno. Questo implica il fatto che non c'è una regia o un coordinamento in situazioni del genere. Certo. Quindi solo le banche hanno imparato a comunicare tra di loro. Infatti. Solo le banche. Di questo, cioè le banche continuano a lavorare pur essendo chiusi gli sportelli. Certo, sì. Ma non è così, anche questo per carità continuano a lavorare, ma quello che gli si chiede è un mattoncino di una costruzione che non è mai stata completata. Cioè il sistema bancario, il sistema finanziario è uno dei pilastri. A fianco c'è un sistema fiscale che dovrebbe essere uguale per tutti i paesi, per tutti i 19 paesi dell'area euro, un sistema produttivo che potrebbe essere, tra virgolette, migliorato, sinergie, aree differenziate in cui il costo del lavoro non è armonizzato ma potrebbe essere armonizzato, cioè una struttura di sviluppo al quale non sta pensando nessuno. Ogni paese coltiva il proprio orticello ed è per questo che noi viviamo un'emergenza, ma non la vive la Francia, magari non la vive l'Austria, non la vive la Germania. Ma perché ci siamo messi noi in questa emergenza? Ci siamo messi noi, ma non possiamo darcene colpa, se non per il fatto che forse insomma, abbiamo sottovalutato le conseguenze di un certo tipo di atteggiamento, insomma. Di informazione mediatica, quindi di allarmismo prudenziale che ci doveva essere a un certo punto. Dicono tutti, ma abbiamo probabilmente uno dei migliori sistemi sanitari europei, quindi da quel punto di vista credo non siamo nella situazione di prendere lezione da nessuno. Non allo stesso tempo siamo il paese oggi additato all'indice, quindi siamo un paese che viene essenzialmente discriminato. No? Assolutamente. Ecco, dal punto di vista del turistico è un altro elemento che è catastrofico sostanzialmente. Anche questo grava sul discorso della finanza, sullo spread, su tutto? Sì, cioè
è una la struttura ricettiva, quindi il turismo, ma anche tutto quello che riguarda i musei, l'arte, che è il patrimonio più importante del nostro paese, ovviamente è parte del PIL. Quindi sostanzialmente quando dall'estero fanno delle valutazioni su quello che è l'impatto per noi, se nessuno viene a visitarvi, se nessuno viene a fare le vacanze da voi altri, se non entra nei vostri musei, se non frequenta i vostri alberghi, quindi lo stiamo pagando e spero che la cosa per il bene del paese in cui viviamo, insomma, si rientri velocemente. È nella velocità in cui rientreremo da questa situazione, su questa velocità di tornare alla normalità, che si misura il recupero dei mercati e tutto il resto. E quindi speriamo di farlo il più velocemente possibile, dobbiamo farlo. E che si alzino anche le temperature in generale. Se questo serve, sì. Assolutamente. Grazie Stefano Zara di essere stato qui con noi, grazie a voi come sempre di averci seguito. Io vi lascio e a buona serata. Ci vediamo naturalmente prestissimo domani. Grazie.